Oh, well, everybody's heard about the bird. Siete solo voi 5, deduco, gli ascoltatori. Pensa che bello fossero Manzoni dalle Canarie, è arrivato anche lui. Pensa che bello fossero solo 5 gli ascoltatori di questa non radio. Come sarebbe tutto più facile? No. Uno dice, vorrei tanti ascoltatori, io ne vorrei meno. Pensa che bello, 5 ascoltatori, solo questi qui che hanno scritto, no? I primi 5, Lorenzone 19,9, Michele Averzuolo, Francesco da Arona, Stefano del Brembo, Alessandra Anguillara, poi Manzoni, poi Mattia che è in viaggio per Zurigo. Va bene Mattia, prendiamo anche te, non c'è sarebbe problema. Meraviglioso, Marco, nessun affanno nello smistare le telefonate. Ma davvero, tanto anzi li chiameremmo noi, diremmo vabbè dai, facciamo un filo diretto, oggi chiamiamo Michele, Francesco e Stefano, tu ti metti a telefonare, ci dicono la loro. Potremmo cambiare questa impostazione, basta con questa democrazia, l'affezionatissima Laura la teniamo? Sì, perché finora erano tutti uomini, quindi resta con noi. Basta Marco, che tutti possono chiamare. Ma no, basta, chiamiamo noi, basta. Filo non più diretto, diventa filo indotto, cioè noi vi chiamiamo e voi ci dite la vostra, come veri opinionisti che non siete altro. Allora, li ho salutati già tutti quelli che hanno scritto, ecco c'è anche Francesco, vi ascolto da Tessera. Lui è di Marghera e oggi ci ascolta da Tessera, che non so che luogo sia. Poi ci manda Lorenzo 19,9 le foto delle sue fave che crescono. Va che bella vita, vai di quota 100. Braccia rubate per tutta la vita all'agricoltura sono state finalmente riconsegnate alla legittima proprietaria. Allora, io parlo soprattutto agli ascoltatori storici di Radio Padania, quelli che qui hanno tremolato ad ogni sussulto di padanismo durante gli anni 90 fino a una buona parte degli anni 2000. Oggi preparatevi, tenetevi forte perché la puntata a voi potrebbe suonare un po' esotica, suona ancora esotica per il nome della nostra radio, Radio Padania Libera, ma ormai come sapete la linea politica ha fatto della Padania non più una regione geografica ma uno stato mentale, più o meno di salute mentale. Andiamo quindi a sentire i comissios che sta tenendo Matteo Salvini proprio oggi in un serratissimo tour in Campania. Partiamo con una parte del suo intervento ad Avellino, giusto? Avellino. Per il segretario Matteo Salvini. La mettiamo sulle spalle. Prego.
Perdonatemi se non la metto qua dentro, ma altrimenti muoio di sudore. Magari la porto a qualcuno della CGIL lì fuori, che così almeno si scalda il cuore. Vedo che sono qua a protestare cercando fascisti e razzisti che non ci sono. Qua ci sono italiani orgogliosi di essere italiani, molto semplicemente. E certo, se i compagni fuori ritengono razzismo una scelta chiara, sappia chi sceglie la Lega, il simbolo della Lega, sia per il Comune sia per l'Europa, ad Avellino il 26 maggio fa una scelta chiara. Chi sceglie questo sindaco per le case popolari, per i contributi comunali, bonus bebè, bonus affitto, bonus la luce, per tutti gli aiuti economici ad Avellino, se vince la Lega, prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Prima vengono donne e uomini di Avellino e poi viene il resto del mondo. Perché l'unico razzismo in cui io mi imbatto in giro per l'Italia è quello della sinistra, per cui prima vengono i Rom e gli immigrati e poi se avanza qualcosa vengono gli italiani. Proviamo a cambiarlo questo. In bocca al lupo. Prima di venire qua ho fatto un salto a Pietrelcina perché c'è bisogno, come uomini e donne non ce la facciamo da soli, visti gli avversari che abbiamo, c'è bisogno di un aiuto anche più in alto. Poi ovviamente una preghiera male non fa, anche se da Ministro dell'Interno mi pagate lo stipendio non per pregare. Ovviamente sono orgoglioso di aver dimostrato in questi mesi che volere è potere. A oggi, rispetto all'anno scorso, gli sbarchi di immigrati in Italia si sono ridotti del 92%. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, altrimenti, perché ero stufo di sentirmi dire che dovevamo accogliere tutto e tutti e c'erano questi qua che scappavano dalla guerra, invece la guerra ce la portavano ad Avellino, spacciando droga e facendo casino. Quindi non basta. Porti chiusi. No, non sono un grande, sono un italiano normale. Forse erano quelli prima di me che non erano normali a fare i ministri, perché se facevano entrare tutti lo facevano per guadagnarci i quattrini, evidentemente, non perché erano buoni. Lotta alla mafia, alla camorra e all''ndrangheta perché non è possibile sparare in mezzo a una strada in pieno giorno colpendo anche degli innocenti. Io sono orgoglioso di quello che le forze dell'ordine, non solo in Campania, in Irpinia, ma in Italia stiano facendo. Poi la politica è passione, ma sono numeri. Lo ricordo al distratto sindaco di Napoli De Magistris, che no, ma chi se ne frega? Ma i comunisti non ci sono più, ci sono al museo i comunisti. Dove sono i comunisti? Comunisti? No. Però noi, rispetto all'anno scorso, i reati in tutta Italia si sono ridotti del 15%, non grazie al ministro, grazie a polizia e carabinieri. Sono diminuiti gli omicidi, gli stupri, le rapine, i furti, le violenze sessuali. Vogliamo andare avanti ancora oltre. Quest'anno entreranno in servizio migliaia di nuovi poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco che vengono assunti grazie ai soldi che abbiamo risparmiato bloccando e chiudendo i porti italiani all'immigrazione clandestina. Più carabinieri, meno clandestini. Questo accadrà. Anche poi, per carità, non è che potremo mettere una telecamera fuori da ogni negozio, piazzare un poliziotto fuori da ogni appartamento o in ogni giardinetto, però già si iniziano a vedere i risultati di questa politica. Poi è legge dello Stato finalmente anche un'altra scelta di civiltà, il diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo negozio, nel suo bar, nella sua azienda, perché erano i cittadini per bene che, se venivano aggrediti e si difendevano, doveva pagarsi l'avvocato, andare in giro per i tribunali a spiegare perché
avevano reagito al povero rapinatore che si erano trovati in casa. Il povero rapinatore, se non vuole rischiare, cambia mestiere e fa un mestiere onesto invece di quello del rapinatore, perché altrimenti se entra in casa di qualcuno rischia. Sicurezza e non solo. Sulla sicurezza il Senato approva entro il mese di maggio una legge che mi sta particolarmente a cuore da ministro e da papà, che è quella che permetterà di mettere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per proteggere bimbi, anziani e disabili. Sto lavorando con il Ministro dell'Interno, l'incontro al Ministero dell'Interno mercoledì. Giornalisti mi dicono: ma mercoledì c'è un consiglio dei ministri sulle dimissioni di Tizio, le dimissioni di Caio. Quello mi interessa poco, perché per me mercoledì è una giornata importante, perché vengono al Ministero dell'Interno le principali comunità di recupero dei tossicodipendenti, perché io voglio una legge che metta in galera gli spacciatori sicuramente il giorno stesso in cui vengono beccati, senza se e senza ma. Lotta alla droga piazza per piazza, scuola per scuola, quartiere per quartiere. Altro che c'è qualcuno sia di sinistra ma non solo di sinistra, c'è un parlamentare dei 5 Stelle che dice che però bisognerebbe legalizzare e distribuire alcune droghe. Io lo Stato spacciatore non lo voglio e non lo vorrò mai, perché la droga uccide i nostri ragazzi. Punto. E un ultimo progetto, insieme a tanti altri, stiamo lavorando su un dossier sulle case famiglia, per andare a vedere quanti bimbi vengono sottratti alle mamme e ai papà e non vengono restituiti per interesse economico. Un altro provvedimento a cui stiamo lavorando, visto che si avvicina l'estate, è quello che raddoppia le sanzioni e le pene per chi abbandona o maltratta gli animali, perché anche questo è una scelta di civiltà. E penso che alla fine di questo primo anno di Ministero dell'Interno abbiamo fatto più noi in un anno che non i compagni in anni e anni di governo precedenti, di cui nessuno si era accorto prima di noi. Questi sono i risultati. Sul lavoro, che è l'emergenza di questo, non solo di Avellino, ma dell'intero paese, sono orgoglioso di avere cominciato, non finito, non ci sono miracoli, né ad Avellino, né a Roma, né a Milano. Aver cominciato a mantenere le promesse fatte agli italiani. La prima a cui tenevo più era quella di smontare quell'infamia della legge Fornero che stava rovinando milioni di italiani, e abbiamo già cominciato con quota 100. E già quest'anno 300.000 donne e uomini andranno in pensione, liberando migliaia di posti di lavoro per ragazze e ragazzi che magari potranno rimanere ad Avellino a costruirsi una vita invece di scappare a Londra, a Berlino, a Parigi o dall'altra parte del mondo. Qua. Poi se uno vuole andare via, per carità, va via. Ma il problema è che oggi un ragazzo che si diploma o si laurea qua, che futuro ha? O ha il babbo e la mamma che hanno la bottega, hanno il negozio, hanno la professione, oppure per lavorare spesso e volentieri, troppo spesso per i miei gusti, devi avere l'amicizia giusta nel posto giusto. E questo... Oppure... Ma io sono orgoglioso del fatto che qua la Lega corra da sola a testa alta, perché è meglio soli che male accompagnati. È meglio soli che male accompagnati. Soli a testa alta. Soli a testa alta che in compagnia... se uno doveva scegliere il vecchio, andava a Nusco. Non è che... Ma largo ai giovani, a 91 anni. Però la democrazia funziona, ognuno è libero. Io, se il buon Dio e Padre mio mi concederanno di arrivare a 91 anni, ma mi godo i miei nipotini a 91 anni invece di continuare a fare il sindaco. Però, ognuno fa quello che crede. Legge Fornero, un'altra promessa che avevamo fatto era di liberare i milioni di italiani ostaggio di Equitalia, e già quest'anno 2 milioni di italiani potranno stracciare la cartella esattoriale di Equitalia pagando solo quello che possono, non more, sanzioni, interessi, tornando a respirare. E attenzione, non stiamo parlando dei grandi evasori, 1 milione, 2 milioni, 5 milioni, 20 milioni, perché tanto quelli una soluzione la trovano.
Stiamo parlando di artigiani, pensionati, partite IVA che avevano quella cartella lì da 20-30 mila euro da anni e con gli interessi sono arrivati ai 40.000, 50.000, 60.000 euro, ti pignorano la prima casa, non puoi pagare l'operazione dal dentista per il tuo figliolo, e noi abbiamo fatto una scelta chiara: evito di continuare a chiederti quello che non hai, mi dai il 15%, me lo dai subito, me lo dai in contanti e torni a vivere da persona normale, torni ad avere un conto corrente, torni a lavorare e a pagare le tasse. Anche qua, detto, fatto. Poi ne rimangono tante altre cose, la riforma. Che c'è, amico mio? Ciao caro. Ma facciamo un comizio a due se vuoi, non c'è... Non ho problemi, guarda. Noi facciamo... Prima ho girato in lungo e in largo con i frati di Pietrelcina e poi abbiamo improvvisato anche un saluto. Poi oggi andiamo a Salerno, andiamo ad Aversa, andiamo a San Giuseppe Vesuviano. C'è qualche politico campano che ha detto sui giornali: cosa ci fa Salvini in Campania? Io rispondo: ma che cosa hanno fatto i politici campani per 50 anni per la gente della Campania? Che cosa hanno fatto? Promesse, promesse, promesse. E cosa è rimasto? Zero. Zero. Altrimenti non si spiega perché un lunedì mattina a mezzogiorno, è un giorno di lavoro, è un giorno di scuola, è un giorno di negozio, ci sono centinaia di persone qua e altre centinaia di persone fuori che hanno fiducia nella Lega, perché gli altri hanno fallito tutti dal primo all'ultimo. E sono orgoglioso che ci sia la Lega. Sono un veterano sommergibilista. Sei un generale sommergibilista. Un veterano. Bene. Dopo. Noi lavoriamo in Avellino. Cos'è? È un Taurassi, il miglior vino del mondo. Grazie. È Gianluca, però. Così almeno Saviano chiede anche oggi le mie dimissioni, perché un ministro con una bottiglia di vino in mano e il cappellino dei sommergibilisti, chissà che cosa avrà voluto dire. Niente, viva il vino italiano e viva l'agricoltura italiana, la pesca italiana. Mandatemi in Europa a difendere l'agricoltura italiana, che è la migliore al mondo. Sono stufo che arrivino sulle nostre tavole i prodotti che vengono trattati con fertilizzanti, pesticidi, ormoni e OGM che arrivano dall'altra parte del mondo. Mangiare italiano e bere italiano è la scelta giusta e noi andremo in Europa a difendere il Made in Italy di Avellino, di Treviso, di Palermo e di tutta Italia. Certo, un paese bello che però a cui mancano infrastrutture, mancano strade, autostrade, porti, aeroporti, ferrovie. È per questo che al governo la Lega è il partito dei sì. Qualcuno è il partito dei no, no qui, no là, no su, no giù, ma coi no Avellino non va da nessuna parte. Coi no l'Italia non va da nessuna parte. Abbiamo bisogno di viaggiare, abbiamo bisogno di energia che costi meno, anche perché, ripeto, possiamo avere i posti più belli del mondo, ma se i turisti non ci arrivano, te li tieni qua. Lavoro vuol dire anche andare a controllare tutte le false cooperative che sfruttano i lavoratori a 3 euro all'ora senza pagare le tasse che dovrebbero pagare, con contratti di 15 giorni in 15 giorni in 15 giorni, nel nome del precariato, quel precariato che piace tanto all'Europa ma impedisce ai nostri ragazzi di mettere su famiglia, di sposarsi e di mettere al mondo dei bimbi. E quindi le sfide che ci aspettano sono tante. Io non mi arrendo, anche stamattina mi sono alzato, mi è arrivato, ormai ho una minaccia di morte al giorno, questa volta sui muri della facoltà di architettura di Napoli. Pensa a te, un cretino che invece di andare a studiare cos'era? Salvini a morte, più mi minacciano, più io vado in giro per l'Italia e lavoro a testa alta per il bene degli italiani. Non ho paura di niente e di nessuno. Non sono le minacce di 3 camorristi o di 3 poveretti scritte su un muro, anche perché il conforto me lo date voi. Il 26 maggio ad Avellino si può fare la storia, E quindi
Fate un applauso anche alle donne e agli uomini che si candidano per il Consiglio Comunale, ci mettono la faccia, ci mettono coraggio. Avremmo e avrebbero potuto fare una scelta diversa. Ti metti insieme in un gruppone, tiri dentro tutti quanti, vecchi, meno vecchi, nuovi, finti nuovi, ti spartisci 2 assessorati, 3 consiglieri, 4 presidenze di commissione, 2 consigli di amministrazione, però la città e l'Italia non la cambi. Ripeto, chi sceglie la Lega sceglie la coerenza, il coraggio, l'onestà e la concretezza. Viva Avellino, viva la Lega e grazie per quello che farete. Grazie di cuore. Se voi non mollate, contate su di me. Per questo paese, per i miei figli e i vostri figli, se serve do anche la vita. Grazie a tutti. Non serve la vita, Salvini, un po' di tempo, quello ce lo stai già dando, la vita con calma, adesso non drammatizziamo, come cantava quel cantautore là, moriamo sì per delle idee, ma di morte molto lenta. Salutiamo Alessio da Salò, che dice anche chi votare alle elezioni, ci prova, capito, a fregarci Alessio da Salò, come se non sapesse che noi non diremmo mai quello che c'è scritto. Alessio da Salò, vota alle elezioni, vota Lega e scrivi un cognome. Però possiamo dirvi questo, amici e soprattutto amiche, ma anche gender fluid che ci state ascoltando, cani, gatti, cavalli, insomma, se avete diritto di voto, a prescindere che facciate riferimento alla specie umana o alla specie animale, vi ricordo che non solo potete scegliere il simbolo della Lega o il simbolo che volete voi alle elezioni, ovviamente diciamo Lega per fare un esempio, ma potete anche lasciare alcune preferenze, cioè scrivere con la vostra matitina i cognomi di quelli che vi sono più simpatici nella lista. Attenzione, come funzionano le preferenze? Funziona in modo molto complesso, perché bisogna fare grande attenzione. Le preferenze alle elezioni europee sono 3, ma devono essere, se le usate tutte e 3, di sesso diverso, quindi 2 maschi e una femmina, 2 femmine e un maschio. Se ne volete scrivere solo 2, devono comunque essere di sesso diverso, quindi un maschio e una femmina e un maschio. Se ne scrivete solo una, non importa, non è che deve essere trans, va bene? Sia che sia maschio, sia che sia femmina. Però attenzione, perché io prevedo pasticci. Un saluto a Giuseppe da Treviso, a Raul da Cesano Maderno, alla Lalla, al nostro amico che si sta facendo i fanghi e ci ascolta mentre si fa i fanghi, insomma la macchina del fango. E poi c'è ancora chi ci saluta, ma non sappiamo da dove, non si firma, ma sa solo dirmi che Tessera è un aeroporto di Venezia e giustamente Alessio da Salò mi dice, la Stefania, mi stavo fregando da solo, mi stavi fregando. Certo che è un candidato della Lega e mi stavi anche fregando perché come vedete non sono molto furbo. Comunque il pompiere di Bigiù vota Forza 5 Leghe. Che è un agglomerato, un rassemblement, direbbe il mio amico Silvio Berlusconi, che si è ripreso, attenzione, se lo vedete in giro è perché si è ripreso, è ricominciata la sua campagna elettorale. Un saluto anche a Guido e ad Alessio di Assisi, che invece ci ascolta da un furgone, non avrei mai detto, ma pensa te, Alessio di Assisi, un così bravo ragazzo che ci ascolta da un furgone, guarda te che gypsy che sei. Comunque ragazzacci, tra poco la rubrica che tutto il mondo ci invidia e che è il piacere degli autotrasportatori come Ezechiele, ossia il calcio, poi lo spazio Parlamento e poi le notizie del giorno e ancora Salvini a manetta, perché oggi c'è Salvini che sta continuando a fare i comizi, insomma se non ve lo facciamo sentire noi non ve lo fa sentire nessuno, quindi restate qui con noi. Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740. Pronto?
Avvocato, Mi dica. c'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati su Radio Padania Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Signore e signori, ecco a voi Stanlio e Ollio. Lo spettacolo è stato pura magia. La vera storia di un'amicizia irresistibile. Non puoi avere Ollio senza Stanlio. Avvincente e straordinario, incredibilmente commovente. Non vorrai andartene via, lo spettacolo deve continuare. Stanlio e Ollio, dal 1 maggio al cinema. Li avete cercati ovunque. Non mi serve un Pokémon. È un detective da paura? Quest'anno li troverete tutti al cinema. Tu puoi parlare agli umani, io posso parlare ai Pokémon. Nel film più elettrizzante dell'anno. Voi lo sentite parlare? Picca picca! Sì, è adorabile. Non mi capiscono, ragazzo. Pokémon Detective Pikachu. Dal 9 maggio al cinema. Charlie, ci è andata bene finora. Dobbiamo ritirarci. Cos'è questa scemenza? Miglior regia alla Mostra di Venezia. Abbiamo abbastanza soldi per smettere. Smettere cosa? Di uccidere le persone. Sono molto più che fratelli. Sì, come no. I Fratelli Sisters, dal 2 maggio al cinema. Prima o poi ci ammazzeranno. 40 anni sotto copertura. John Elizabeth Stanley, lei è accusata di 27 violazioni della legge sul segreto di Stato. Ha tradito. È come se non ti conoscessi. Sono tua madre. Per cambiare il nostro destino. Combattevo per i vivi. Io amavo il mio paese. Madre, amante, traditrice, spia. Judi Dench è Red Joan. Dal 9 maggio al cinema. Liz credeva di vivere la vita perfetta. Sei così bella quando dormi. Mi ama così tanto da farmi sentire in paradiso. Ma ci sono cose che lei non sa. Questo caso è basato sui delitti di un mostro. Hai fatto le cose di cui ti accusano. Assolutamente no. Zac Efron è Ted Bundy, fascino criminale. Dal 9 maggio al cinema.
si è passati in vantaggio grazie al gol di Nils Lido, ma il Brasile non devolve e con la sua giovanissima stella Edson Arantes, Donatimiento riparte, è proprio lui in mezzo a 3 uomini, il tunnel è solo davanti al portiere. E adelante con giudizio, come diceva il cardinale Ferrer, che cardinale non era ma governatore, se non sbaglio, in quello strano poemetto dove purtroppo, come sapete, finisce male il personaggio positivo, Don Rodrigo muore di peste, ma non di questo parleremo di calcio. Cartacantaweb.it è il nostro portale di riferimento specializzato in Milan, in Inter, ma non solo. Abbiamo in onda con noi proprio Andrea da Trino. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Allora Andrea, eccoti qua nel mezzo del cammin di nostra vita e di nostra giornata del campionato, perché tutto è quasi compiuto tranne la partita di questa sera, dove il Milan, che sperava di avere la fortuna di capire meglio cosa succedeva davanti a lui e magari avere un po' di serenità in più, si trova invece costretto, obbligato a vincere, altrimenti la Champions diventerà una chimera e addirittura, a guardare la classifica, ci sarebbe il rischio di finire fuori anche dall'Europa League, che fino a qualche settimana fa sembrava davvero un incubo non contemplabile. Che Milan ci dobbiamo aspettare questa sera contro il Bologna? Beh, un Milan che sarà praticamente costretto a vincere, anche perché la giornata che si è appena conclusa, fatta appunto la partita di stasera, poteva andare anche peggio, perché comunque sia l'Inter che la Roma non hanno vinto e quindi la Champions League è ancora acquistabile, insomma. Quindi stasera il Milan è obbligato a vincere, ma anche il Bologna, perché più punti raccoglie più si sente salva. Sì, anche se adesso noi crediamo che il Bologna affronterà anche con il suo tecnico Mihajlovic, insomma non è uno che fa calcoli, però il Bologna è comunque a 5 punti dalla salvezza, insomma non sembra tra quelle più a rischio. Prima ci sono Genoa e Udinese soprattutto che sono lì e tremolano. No, assolutamente, però il Bologna è una di quelle squadre più in forma del nostro campionato, è una di quelle squadre che ha fatto più punti nelle ultime partite e poi ha questo allenatore pragmatico che insomma prima finisci il tuo compito e meglio è, quindi comunque se il Bologna dovesse vincere questa sera arriverebbe a quota 40, che è una famosissima quota salvezza, sì, a cui il Bologna è costretto ad arrivare. Certo, ecco, mentre le partite che si sono svolte, l'Atalanta ha assolutamente confermato i pronostici, tutti gli elogi che si è meritata fin qui, perché addirittura ha ribaltato il risultato con la Lazio. Sì, ha ribaltato il risultato, è stata la partita sorpresa del weekend, perché anche da sottoscritto comunque non mi sarei mai aspettato la vittoria dell'Atalanta in trasferta contro questa Lazio, che praticamente con questa sconfitta si ritrova praticamente tagliata fuori per la qualificazione alla prossima Champions League. L'Atalanta che continua a sorprendere, che addirittura mantiene il quarto posto, non solo mantiene il quarto posto, ma si avvicina all'Inter di altri 2 punti. Ecco, e questo sicuramente è un dato che rende tutto più ancora più accanito in questo finale di campionato con la zona Champions che davvero ribolle. Ecco, che cosa ci ha detto in più in generale quest'ultima giornata di campionato rispetto a quello che già ci sapeva? Ma ci ha detto che l'Atalanta, appunto, battendo la Lazio, taglia fuori quasi definitivamente i biancocelesti. La Roma conferma la sua altalena di risultati e un po' come quella dell'Inter, che comunque non riescono ad offrire costanza né sul piano del gioco né sul piano dei risultati. Quindi sicuramente sarà così fino al termine della stagione, ormai mancano 3 partite e quindi i giochi sono ancora tutti aperti. Ecco, giochi aperti con anche la coda in particolare sommovimento. Andiamo infatti a vedere come con la vittoria dell'Empoli, che sinceramente non era data per scontata, ecco, l'Empoli che ha battuto la Fiorentina può diventare uno degli elementi di forza di questa squadra che non è per niente condannata. Ecco, da questo punto di vista, secondo te davvero l'Empoli se la può ancora giocare fino all'ultimo? Beh, secondo me sì, ci sono ancora 9 punti in palio, ne ha solamente 2 di svantaggio sulla quart'ultima che è l'Udinese, il Genoa poi non è così tanto distante, quindi secondo me si ridurrà poi tutte queste 3 ultime squadre
per appunto ottenere l'ultima posizione per la salvezza, visto che questa domenica ci ha regalato la seconda squadra immediatamente condannata alla Serie B, che è il Frosinone. Allora, un'ultima domanda riguarda già la prossima stagione. C'è un toto allenatori che è in normale subbuglio, come spesso accade alla fine dei campionati, e soprattutto in casa Milan si dà per scontata la partenza di Gattuso. Ti chiedo un'opinione: secondo te è una buona scelta liquidare Gattuso? Insomma, il problema è la stoffa o è il sarto? Ma secondo me è un po' tutte e due, però se si vuole ripartire per l'ennesimo altro anno bisognerebbe sicuramente cambiare. Gattuso al Milan non ha dato quello che il Milan voleva, e quindi è giusto, secondo me, sostituire questo allenatore che comunque arriva con una pochissima esperienza sul groppone, e poi è calato ovviamente sia lui che la squadra risultati. Quindi se il Milan comunque vuole ambire a tornare ad essere il Milan di un tempo, deve cambiare insomma qualcosa. Quel qualcosa può essere anche l'allenatore. Ecco, chi può essere un allenatore da Milan, Andrea? Ma l'allenatore del Milan è difficile comunque dirlo, anche perché negli ultimi anni il Milan si è affidato un po' di più a quegli allenatori che arrivavano dalla primavera, o comunque ad ex giocatori. Un allenatore del Milan potrebbe essere Di Francesco, perché comunque è un allenatore che in questo momento è libero, non ha fatto poi malissimo alla Roma, ed è un allenatore che sa lavorare molto e anche bene con i giovani. Scusate. Il Milan ne ha tanti, quindi può sicuramente essere un candidato alla panchina rossonera. E quindi insomma andremo a vedere come evolveranno queste situazioni. Nel frattempo noi ti ringraziamo, grazie mille ad Andrea Datrino. Per ogni altra considerazione e approfondimento vi rilanciamo al sito cartacantaweb.it. Ciao, grazie a tutti. Grazie ad Andrea Datrino, un saluto alla Lalla tra gli altri che ci hanno raggiunto, e anche agli amici di Cavaria Compremezzo, che giovedì 9 maggio alle ore 21 presso l'ex sala consiliare dell'antico municipio. Chi è di Cavaria e dintorni saprà che cosa vuol dire l'antico municipio. Uno immagina insomma un tempio greco, ma non è questo il caso, il municipio prima del nuovo municipio, altrimenti che senso avrebbe dire così? Comunque, se avete Google Maps, il luogo è in via Ronchetti, e ci sarà una serata molto interessante per parlare di cultura e istruzione. Ci saranno relatori d'eccellenza a Cavaria, 9 maggio alle ore 21, proprio all'ex sala consiliare dell'antico municipio, è vero, in via Ronchetti. Noi invece andiamo a un'altra rubrica che riguarda invece in questo caso i rapporti bilaterali tra l'Italia e altri paesi, perché chi viene condannato in Italia, anziché stare in galera in Italia, vada in galera nel suo paese di provenienza. Di questo parla lo Spazio Parlamento di oggi. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Il primo accordo con il Kenya intende disciplinare con chiarezza il settore dell'assistenza giudiziaria penale. Ad esempio, su domanda degli Stati contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente persone ricercate. Naturalmente garantiamo il principio della doppia incriminazione, che è fondamentale in questo senso. Non aggiungo quello che hanno già detto i miei colleghi, ovviamente, che condivido. Aggiungo solo il fatto che in merito appunto a questo accordo, in merito a tutti gli accordi di estradizione, riteniamo che siano importanti concludere questi accordi con i vari paesi, in modo che sia chiara che a tutti, dopo il caso soprattutto dell'estradizione di Cesare Battisti, come la collaborazione con gli altri governi sia fondamentale per riuscire appunto a contrastare e anche andare a prendere questi criminali che si trovano in altri paesi. Un importante successo appunto quello con l'estradizione di Cesare Battisti, grazie a questo governo e grazie al governo brasiliano di Bolsonaro. Proprio perché l'attuale accordo consentirà all'Italia di affrontare le problematiche giudiziarie con maggiore trasparenza ed equità anche con il Kenya, il gruppo Lega Salvini Premier voterà a favore. Grazie. Qui
Parlamento. E noi torniamo in diretta, a questo punto ci spostiamo dalle nostre rubriche canoniche, andiamo velocemente a Roma, dove in questo momento si sta inaugurando la sede unitaria dell'intelligence e sta parlando appunto uno degli alti dirigenti dell'intelligence italiana. Andiamo a sentire appunto questa relazione davanti alle più alte cariche dello Stato, almeno una piccola parte, perché è sicuramente interessante. L'essenza della nostra missione. L'articolo 117 della Carta sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di sicurezza. A riguardo è fondamentale ricordare che la Corte Costituzionale ha compiuto un passo avanti decisivo nella definizione della sicurezza nazionale, con la sua storica sentenza numero 86 del 1977, che parlò della necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale e dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che possono coinvolgere l'esistenza stessa dello Stato. Ecco, questo è il direttore generale del Dipartimento per l'informazione e la sicurezza, Gennaro Vecchione. Più tardi ci saranno anche altri 2 interventi, però sentiamo ancora un brano di questo, è molto interessante. 24, l'attuale sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali dell'Italia. Lo spettro dei compiti degli organismi informativi venne dunque definito in termini ampi, non fu limitato alla mera difesa degli elementi costitutivi dello Stato ordinamento, bensì fu esteso alla sfera dello Stato comunità, vale a dire ad uno spazio nel quale si muovono soggetti pubblici e soggetti privati. Fu alla luce di tali profonde innovazioni. Nonostante la cornice, che se vogliamo è una cornice normativa, almeno è molto burocratica, come spesso accade in questi casi, la notizia, se vogliamo, strutturale, che può segnare un elemento di progresso nei travagliatissimi rapporti tra le varie agenzie di intelligence italiane nel passato, il fatto di avere inaugurato una sede unitaria, può far pensare bene, poi chi lo sa se sotto lo stesso tetto le cose dovessero poi migliorare. Tutta la più alta politica anche del Partito Democratico è presente, il segretario Zingaretti accanto al ministro Bonafede e non solo. Torniamo a sentire le parole di Vecchione, vediamo quando e se entrerà nel merito di qualche questione interessante anche dal punto di vista della sua comprensibilità. Fin qui, insomma, ribadire come l'intelligence serva non solo a proteggere lo Stato come elemento normativo, insomma come leggi dello Stato, ma anche lo Stato, ha detto prima Vecchione, come sua comunità, quindi in tutte le sue diramazioni, e permettere appunto anche alcuni elementi alla politica, dare alcuni elementi alla politica per muoversi sulla scena internazionale. In sostanza serve un ulteriore affinamento dei nostri paradigmi che la nuova sede indubbiamente agevola, ma a condizione che sia concepita come elemento cruciale di un complessivo programma di riorganizzazione del comparto che a Piazza Dante trova il suo fulcro, ma non può esaurirsi, in quanto è indispensabile valorizzare la connettività ed il raccordo con le articolazioni operative di AISE e di AISI e con la scuola del sistema. All'atto del mio insediamento, su specifiche direttive del signor Presidente del Consiglio, ho avviato un processo di riadeguamento del Dipartimento per renderlo sempre più aderente alle finalità previste dalla legge. In ciò supportato non solo da eccezionali collaboratori che ho trovato, ma anche da valide risorse che mi sono state concesse con spiccata sensibilità istituzionale dai vertici delle forze di polizia, che qui desidero ringraziare nelle persone del capo della polizia, del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e del comandante generale della Guardia di Finanza, che non hanno mai fatto mancare il loro aiuto in ogni situazione, così come il Ministro e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che hanno sostenuto non solo con le loro straordinarie forze speciali le nostre azioni all'estero, specie in quadranti di crisi particolarmente insidiosi. Nel contesto dei ringraziamenti non posso esimermi dal rivolgere un sentito e deferente saluto al Copasir e al suo Presidente, costantemente vicini e attenti con grande senso istituzionale al nostro quotidiano operare, e dal signor Procuratore Generale della Repubblica di Roma, dottor Giovanni Salvi, per essere un illuminato punto di riferimento nell'esercitare il doveroso controllo dell'autorità giudiziaria sui delicati strumenti operativi utilizzati nelle nostre attività.
È in questi principi che risiede il senso più genuino dell'ambizione. Ecco, come spesso accade in queste relazioni, ovviamente c'è poco da fare titoli ad effetto, ma sicuramente disegnano l'interessante mappa del potere italiano, del potere profondo. Negli stessi ringraziamenti del direttore del DIS, ossia dei servizi italiani, vedere come alcune criticità vengono ribadite, come quella della scarsa e della necessità di aumentare anche il collegamento e il coordinamento tra le varie agenzie, però abbiamo visto come in Italia il sistema dell'intelligence sia in realtà un sistema che non conosce quella totale autonomia dall'ordinamento che invece gli è propria in alcune altre realtà anche democratiche, bensì è un sistema fortemente interconnesso con le forze di polizia, con la politica, con elementi di controllo, con la magistratura, con vari ministeri. Ecco, questo può essere l'elemento fin qui. Andiamo a vedere cos'altro si dice. Della criticità e di poter scoprire ancora una volta quanto nobile sia il popolo italiano, come i nostri, e sottolineo nostri, operai, che nella fase più delicata si sono sentite parte degli interessi nazionali, prodigandosi ben oltre il dovuto con entusiasmo nella finalizzazione di quest'opera. E per questo motivo a breve renderemo pubblico riconoscimento. Oggi spetta a me l'onore di portare a compimento la visione istituzionale dalla quale il progetto di Piazza Dante ha preso le mosse. E tengo a sottolineare con sincera gratitudine che non saremmo arrivati sin qui senza la tenacia, la determinazione del costante impulso nel promuovere l'avanzamento delle successive fasi del progetto che hanno contraddistinto l'operato del vice direttore generale vicario, dottor Enrico Savio, che interverrà subito dopo di me, del personale del comparto direttamente coinvolto nell'iniziativa e dei professionisti preposti alla direzione dei lavori, che si sono prodigati con estrema lealtà, abnegazione ed ammirevole spirito di servizio anche nel rimodulare la tabella di marcia superando ogni ostacolo. Un particolare riconoscimento lo meritano tutti coloro i quali hanno reso possibile il raggiungimento. Dicevo, da questo punto di vista vedete c'è anche la parte relativa all'edificio in sé, ecco, da segnalare oltre le parole dell'oratore come tutta sostanzialmente la politica che conta sia ad ascoltare le parole del direttore dei servizi. Non manca più nessuno, solo non si vede uno che in questo momento è in piazza e che tra poco vi faremo sentire di nuovo, il ministro degli interni Matteo Salvini, che sta compiendo un tour in quella della Campania. Poco fa abbiamo sentito il suo intervento ad Avellino, tra poco invece vi faremo sentire il suo intervento che si è concluso davvero pochissimi minuti fa, quindi il tempo di sistemare la clip da parte della parte tecnica, e poi ve lo faremo sentire in diretta in lievissima differita da Salerno.
E la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43! Lo sa, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Stiamo presentando una nuova collezione di materassi. Venite a provarli, vi aspettiamo con pagamenti rateali, senza interessi, con trasporto, montaggio e smaltimento dell'usato gratuito, con detrazioni fiscali e con il bonus mobili, con il recupero del 50% della spesa. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, un fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. E rieccoci per l'ultima parte di Rebelot che condurremo così. Sentiremo ancora Matteo Salvini, questa volta da Salerno, poi vediamo che non ci sono ulteriori suoi interventi. Adesso vediamo un po'. Adesso noi mandiamo quella da Salerno, giusto, da Salerno, che è proprio appena finita, e quindi non so se ce ne saranno altri. In ogni caso inizieremo anche ad aprire le linee a tutti voi subito dopo questa. Mia morte, questa è la campagna che mi piace. Questa è. Quindi quattro poveretti da centro sociale non rappresentano niente a nessuno. Quindi non spaventano nessuno. Io vi ringrazio, però un ministro non viene solo a ringraziare, ma viene a portare dei fatti
e i fatti per cui pagate lo stipendio sono andando con ordine sulle promesse che abbiamo mantenuto, che i reati in tutta Italia, compresa la Campania, sono diminuiti del 15%, sono diminuiti stupri, violenze, rapine, scippi, ce ne sono ancora troppi. Io ringrazio polizia e carabinieri che stanno lavorando giorno e notte per andare a beccare quel delinquente che ha sparato a una bimba di 4 anni che adesso sta lottando, speriamo che vinca la sua battaglia. Però per la camorra, come per la mafia, per la 'ndrangheta, non c'è presente, non c'è futuro. Domani sarò a Milano a inaugurare la nuova sede dell'Agenzia dei Beni Confiscati alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta, perché dove c'è puzza di mafia e di camorra lo Stato c'è, le forze dell'ordine ci sono. Per quanto riguarda l'immigrazione, dicevano non saremmo mai riusciti a fare niente. In Italia non arriva più nessuno se non ha il permesso di arrivare la persona regolare. I porti sono e rimangono chiusi. Punto. Perché prima vengono gli italiani in difficoltà e poi viene il resto del mondo. E se il signore che fischia là in fondo vuole ospitare 10 clandestini a casa tua, portateli a casa tua. Hai vinto 10 clandestini da mantenere, concessione. Perché i compagni mi fanno impazzire, accolgo io ma paghi tu, no amico mio, se vuoi accogliere te li mantieni, i pochi soldi che ci sono vanno prima ai disoccupati italiani, poi al resto del mondo, questo è, anzi, con i soldi che stiamo risparmiando grazie alla riduzione dell'immigrazione clandestina assumiamo 8.000 poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco. 8.000 anche in Campania, quindi meno clandestini e più carabinieri e la gente per bene solo da stare tranquillo. Poi ce n'è da fare. Io ringrazio chi ci mette la faccia con la Lega Salerno, ringrazio tutti i candidati che ci sono alle europee, ringrazio il rettore dell'Università di Salerno. E spero che possa portare a Bruxelles l'esempio di un'università che funziona, dove si lavora per merito, non per raccomandazione, e perché si è amici degli amici. È l'esempio della campagna che ci piace, va avanti chi merita, non gli amici, dei cugini, dei cognati, e il prossimo obiettivo è liberare anche la regione Campania dai De Luca e dai quartieroni, che chiudono gli ospedali invece di aprirli. Noi vogliamo riaprire gli ospedali che qualcun altro sta chiudendo. Questo è quello che stiamo facendo. Mercoledì al Ministero dell'Interno ho invitato i responsabili delle comunità di recupero dei tossicodipendenti per dare una mano a me e alla Lega all'obiettivo galera certa per gli spacciatori di droga, senza se e senza ma, piazza per piazza, quartiere per quartiere. Gli spacciatori di droga a me non piacciono, vadano in qualche centro sociale se ci vogliono sfogare, non vadano in giro per Salerno o per Napoli. Questo è. Stiamo lavorando entro l'estate a una legge per raddoppiare le pene anche per chi abbandona o maltratta gli animali, che devono avere lo stesso trattamento. Sicurezza per gli esseri umani, ma anche per chi non si può difendere. Entro maggio, vi dico quello che stiamo facendo, di solito i politici vengono a dire votatemi che poi forse faremo. Entro maggio, quindi entro questo mese, il Senato approva la legge che ci permetterà di accendere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per difendere i bimbi, i disabili e gli anziani. Settimana scorsa è stata approvata la legge che riporta sui banchi di scuola dall'anno prossimo come materia di studio obbligatorio l'educazione civica per insegnare il rispetto, la convivenza, dalle parole ai fatti. È legge dello Stato il diritto
alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo bar, nella sua farmacia. Basta con i risarcimenti ai parenti dei poveri raffinatori feriti. Poveri raffinatori feriti. Se non vuoi correre rischi nella prossima vita, invece del raffinatore fai il muratore, l'avvocato, il panettiere e non rischi niente. Altrimenti, se ti scegli il rischio di un mestiere pericoloso, non può essere cittadino per bene a pagarsi gli avvocati e a girare per i tribunali. Lavoro che è un'emergenza non solo a Palermo ma in tutta Italia. Avevamo promesso di smontarla, abbiamo cominciato a smontarla pezzo per pezzo, quella schifezza della legge Fornero, che non esisterà più. Con quota 100 sono centinaia di migliaia le donne e gli uomini che hanno recuperato anni di vita, di pensione, di speranza, di figli e di nipoti, e saranno migliaia di giovani, anche a Salerno, anche in Campania, che potranno cominciare ad avere un lavoro vero e serio adesso, senza scappare a Londra, a Berlino, a Parigi o dall'altra parte del mondo. Certo, per avere un lavoro bisogna aver voglia di lavorare, e occhio quelli là in fondo non hanno tanta voglia di lavorare. Però ognuno vengo via 3 redditi di cittadinanza, dai. 1, 2, 3 redditi di cittadinanza. Avevamo promesso di mettere ordine anche in Equitalia, e con la pace fiscale 2 milioni di italiani potranno sfracciare la cartella di Equitalia pagando il giusto, senza more, senza interessi, senza sanzioni, tornando a respirare. Quindi questa attenzione, 9 mesi. Poi rimane tanto altro da fare, ma io ho enorme simpatia per le critiche del Partito Democratico, che ha visto a noi fare in 9 mesi quello che loro non hanno fatto in 9 anni. E quindi così funziona la democrazia. Altrimenti non si spiega perché stamattina c'era una marea di gente ad abbracciarmi a Pietrelcina, paese natale di Padre Pio. Poi c'era tanta gente ad Avellino che abbiamo dovuto fermarci un'ora in più perché c'era il cinema pieno, c'erano centinaia di persone anche fuori, e poi Salerno, e poi Aversa, e poi San Giuseppe Vesuviano. Quindi grazie, perché ci state ridando l'orgoglio di essere italiani. E non vanno in Europa col cappello in mano. Se mi date una mano il 26 maggio scegliendo la Lega, noi portiamo in Europa il meglio dell'Italia, a partire da alcune battaglie che chi c'era prima di noi non ha combattuto. Ne ricordo una in particolare: vorrei andare in Europa a vincere la battaglia per difendere l'agricoltura italiana e la pesca italiana, per mangiare bene i frutti della nostra terra e del nostro mare. E questa è una scelta dell'Europa, che purtroppo ci sta riempendo di schifezze che arrivano dall'altra parte del mondo, dove vengono usati fertilizzanti, pesticidi, OGM, carne agli ormoni. Invece i frutti della nostra terra sono il meglio, semplicemente dobbiamo difendere i nostri imprenditori dalla concorrenza sleale di tutti gli altri. Io mi porto dietro la voce che ci è rimasta, che mi è rimasta, però ho la gioia di aver unito le persone per bene da nord a sud, senza distinzione di colore di pelle, di luogo di nascita. Per me non ci sono bianchi o neri, gialli o verdi, ci sono persone per bene e persone per male. Per le donne e i bambini che scappano dalla guerra, questo sia chiaro, Salerno, Milano, l'Italia sono casa loro, se scappi dalla guerra. Ma io di donne e bambini che scappavano dalla guerra in questi mesi da ministro ne ho visti pochini, e ne ho un sacco di ragazzi di 20 anni, belli robusti, col cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis, a lontare un accidente dalla mattina alla sera o a spacciare droga ai giardinetti. E questi tornano a casa dal primo all'ultimo, perché in Italia si arriva se si è permesso di arrivare. Quindi la forza che mi date è quella che mi fa anche andare avanti a minacce quotidiane, insulti, attacchi. Abbiamo tanti amici tra gli italiani, abbiamo qualche nemico tra i poteri forti, banchieri, finanzieri, multinazionali. Sull'immigrazione abbiamo tolto la pagnotta
a qualcuno che ci stava mangiando su 3 o 4 miliardi di euro all'anno. E quindi è chiaro che c'è qualcuno che è nervoso, perché mi dicevano che loro accoglievano perché erano generosi, solidali. Abbiamo ridotto da 35 euro a 20 euro il mantenimento quotidiano, la metà di questi generosi sono spariti. Sono spariti, non c'è più nessuno. Evidentemente accoglievano non perché hanno il cuore d'oro, ma perché avevano il portafoglio d'oro. E quindi su questo poi riforma della scuola, riforma della giustizia, rimane da fare, dimezzare i tempi dei processi, troppo lunghi, sia per i colpevoli che per gli innocenti. E anche i giudici, come tutti gli altri lavoratori nel paese che stiamo preparando, se sbagliano, pagano, come tutti gli altri lavoratori sulla faccia della terra. Chiunque sbaglia deve rispondere dei suoi errori, soprattutto se ha a che fare con la vita delle persone. Quindi in bocca al lupo, grazie, contate su di noi con tutti i nostri difetti. Su questo palco non ci sono super uomini o super donne, ci sono italiani normali, che però hanno a cuore l'Italia e gli italiani che vengono prima di qualsiasi altra cosa al mondo. Per qualcuno venivano prima gli immigrati e il cantiere, chi sceglie la Lega fa una scelta precisa, prima gli italiani e poi il resto del mondo. E gli italiani sono anche i tanti immigrati che sono qua regolarmente e che portano rispetto. Perché sono miei fratelli, se pagano le tasse, se mandano i figli a scuola, se rispettano la legge, sono miei fratelli e mie sorelle. Quello che mi fa innervosire è quando io apro le porte di casa a qualcuno e questo qualcuno inizia a dirmi però non mi piace il crocifisso, non mi piace il presepe, non mi piace il Natale, non mi piace il Gesù Bambino, e allora torna a casa tua e fai quello che vuoi. Non è che possiamo essere noi a cambiare il nostro modo di vivere, anche perché magari per qualcuno di questi la donna vale meno dell'uomo, e in Italia io spazio a chi pensa che la donna valga meno dell'uomo, non ne do neanche il mezzo quadro. Punto. Anzi, a sinistra hanno fatto polemiche, anche i 5 Stelle hanno fatto polemiche per una proposta di legge della Lega che abbiamo copiato da altri paesi europei, che prevede che per pedofili e stupratori ci sia la castrazione chimica. Perché chi mette le mani addosso a una donna o a un bambino deve essere incarcerato, ma deve essere anche curato. Perché non è normale uno che mette le mani addosso a una donna o a un bambino. Se ci date una mano senza miracoli, non vi dico che votando Lega il 26 maggio, poi il 27 maggio saremo tutti belli, ricchi, simpatici, fortunati e intelligenti e la finale di Champions l'anno prossimo sarà Milan-Salernitana. No, non sono in grado di garantirlo, più che altro perché non ci arriva il Milan di Champions, magari più facile che ci arriva la Salernitana. Però vi garantisco coraggio, onestà, non abbiamo paura di niente, di nessuno. Più ci attaccano, più ci minacciano, più io vado avanti come un treno per difendere l'italiano. Viva Salerno, viva la Lega, e grazie per quello che avete fatto, ma soprattutto grazie per quello che avete detto. E grazie per il tempo che vi avete dedicato. Grazie di cuore. E allora eccolo il vostro conduttore, anche detto Ministro Tria, perché abbiamo risparmiato, dopo questo intervento che avete sentito, abbiamo la bellezza di 12 più circa 18, quindi quanto fa? 30 interi minuti che iniziano ora e sono già da subito dedicati alle vostre telefonate. Se siete già aggiornati sui fatti della cronaca, della politica, se c'è qualcosa che già vi urge nel cuore e volete farlo risalire attraverso le corde vocali fino a diventare favella e intervenire sulle nostre onde, lo potete già fare. 02 66 20 35 29. Prima di prendere
prendere la prima telefonata, permettetemi di fare una carrellata ma velocissima sui fatti di giornata, in modo tale che chi vuole intervenire insomma possa anche scegliere dal menù e non solo in maniera così autonoma, che poi è sempre la preferita. Partiamo con una buona notizia: è nato il Royal Baby, la gioia del principe Harry al 7° cielo e fiero di Meghan. Andiamo invece subito alle questioni di casa nostra, della politica. Caso Siri, aperta un'inchiesta su un acquisto di uno stabile a Bresso. Siri avrebbe avuto un mutuo dalla Banca di San Marino, un mutuo a tasso molto agevolato per acquistare uno stabile a Bresso intestato alla figlia. Qui delle due l'una: o è semplicemente il fatto che Armando Siri ha una figlia e gli ha comprato la casa dopo essere diventato sottosegretario e quindi con un po' di respiro economico in più, oppure ovviamente scelta consigliata, si tratta di una turpe operazione di riciclaggio che evidentemente è stata scovata grazie alla attenzione mediatica di questi giorni. Andiamo oltre a Napoli, molto più drammatica la sequenza, quella che riguarda il video dove il killer scavalca il corpo della bambina dopo averle sparato. C'è questo supplemento di barbarie a quanto accaduto a Napoli. E poi un tema che invece riguarda le borse. Trump minaccia nuovi dazi alla Cina, cadono e crollano le borse, una su tutte Milano. Il Corriere.it invece apre su una questione che riguarda direttamente Matteo Salvini, perché Chiara Giannini, una giornalista, ha intervistato Matteo Salvini, un'intervista molto ampia, 100 domande, che è finita in un libro di Chiara Giannini che sarà edito da Altaforte, una casa editrice che ha una sua, diciamo, corrispondenza d'area con Casa Pound, ma più in generale col fronte sovranista. In realtà Altaforte è una casa editrice indipendente, come ce ne sono altre, non particolarmente nel mirino fino a qualche giorno fa per le sue pubblicazioni. Il fatto è che il suo titolare è il proprietario è un esponente di Casa Pound, e quindi qui è nato un po' tutto il pretesto per fare la polemica sul libro con l'intervista di Salvini che edita di Altaforte. Oggi a rincarare la dose è uno degli esponenti appunto di Altaforte, che invece rincara la dose sul tema ideologico. Dice: l'antifascismo è il male del paese. Questo nasce dopo che il Salone del Libro di Torino, dove doveva essere presentato il libro, si è rifiutato di presentare il libro con l'intervista a Salvini, ed è nato tutto un casino con degli autori che vogliono andarsene, boicottare il Salone del Libro. Se ci sono loro non ci siamo noi, se ci siamo noi non ci sono loro. Insomma, tutto un casino che sta nascendo intorno a questo libro, che è un libro di Chiara Giannini, ricordiamo, che ha fatto un'intervista di 100 domande a Matteo Salvini, e la scelta dell'editore più che legittima. Poi ovviamente compete alla scrittrice, all'autrice, in questo caso Chiara Giannini. Peraltro un'amica di Radio Padania aveva già pubblicato un altro libro proprio con Altaforte, e intervistata dai giornali negli scorsi giorni Chiara Giannini ha detto: io mi sono trovata bene con loro, ho pubblicato il primo libro e ho avuto un buon rapporto, non vedevo perché non dovevo pubblicare anche il secondo. E ancora sempre dal Corriere, poi andiamo alle vostre telefonate, giusto per prendere una notizia in più. Abbiamo il presidente della RAI, Marcello Foa, che incomincia a mettere nel mirino delle forbici aziendali il famigerato e famoso caso Fazio, dicendo i suoi livelli di ascolto non sono aumentati, quindi si dovrebbe valutare insomma una ridefinizione dei compensi. Questo in estremissima sintesi, e concentrandoci in maniera molto ombelicale su quello che accade in Italia, ciò che ci racconta la stampa. C'è ovviamente molto altro in circolo nel mondo, ma prendiamo le vostre telefonate. Pronto? Pronto? Eccoti, benvenuta. Sì, buongiorno, sono Giusy di Varese. Ciao Giusy, benvenuta. Dunque, io vorrei dire questo: quando i 5 Stelle e la Lega hanno fatto il patto per governare insieme, non è che sono un partito unico, sono due partiti, sì. E nel patto hanno scritto alcuni punti. In questo patto hanno scritto anche che nel loro comportamento morale uno appena riceve un avviso di garanzia deve essere espulso? No, non l'hanno scritto, perché loro hanno un loro modo di comportarsi. La Lega è più garantista e vuol sapere, e giustamente non ha firmato nessun patto con quei diavoli lì,
Sì, tu dici ogni movimento si regoli come crede, insomma, di fronte a un avviso di garanzia. Sono due cose di comportamento separate che non possono essere regolamentate. Certo. E non lo sono, infatti non c'è nulla. Questo bisogna rispondere a quel Di Maio lì sempre sorridente. Grazie Giusy. Beh, c'è un accanimento accanimento politico ovviamente da parte del Movimento 5 Stelle a voler far dimettere Armando Siri, un accanimento che va oltre, diciamo, lo sventolio della bandierina politica della purezza, perché in uno scenario soft che non si è verificato, il Movimento 5 Stelle poteva limitarsi a chiedere a Siri e a Salvini le dimissioni, a non ottenerle, ma poi a poter dire a buon diritto alla sua opinione pubblica: guardate, noi le abbiamo chieste le dimissioni, se fosse stato del Movimento 5 Stelle lo avremmo fatto dimettere, nel caso di Siri è leghista e quindi decide Salvini, parlate con Siri e Salvini. Questo poteva essere sicuramente un modo di gestire la cosa politicamente meno spigoloso di quello che stiamo invece vedendo e che porterà a un attesissimo, poi vedremo cosa succederà se la montagna partorirà un topolino, redde razionem di mercoledì in Consiglio dei Ministri. Ma prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Buonasera signor Pinti, Lisetta. Buonasera Lisetta. Signor Pinti, volevo avvisare i nostri ascoltatori più vicini a Concorrezzo, cioè Monza Brianza, che domani 7 maggio alle ore 12:30, prima al mercato e poi in piazza del comune, ci sarà il nostro ministro Salvini a sostegno del candidato sindaco. Ringrazio tutti coloro che interverranno. Grazie Elisetta per questa comunicazione di buonasera. servizio che è nel pieno spirito di Radio Padania. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Sono Ermanna. Ciao Ermanna, benvenuta. Senti, io sabato ero a Vercelli Sì. e c'era il gazebo del 5 Stelle e mi hanno fermata, non sapendo che ero della Lega chiaramente, me ne han dette di tutti i colori, va bene, contro di noi, ma ne han dette di così grosse. Voglio dire che tutto quello che è stato fatto è stato fatto grazie a loro, che noi siamo un partito di corrotti, di tutti coloro. Gli ho detto: senti, guarda, gli ho dato una pettinata, tra l'altro era un ragazzo giovane. E dico: è dall'89 che sono in Lega, ti assicuro che stai parlando proprio... Sei capitato male. È capitato molto male, molto male. E devo ricordarti bene che Salvini non l'ho mai sentito parlare male del 5 Stelle, mai. Non si è mai permesso di andare contro un alleato, cosa che invece voi state facendo. E c'è Di Maio che ci sta dando dentro, sta sputanando perché sta perdendo i voti. E questo, dico, dovete proprio ricordarvelo. E la gente non è cretina, ricordatevelo bene. Grazie alla nostra Ermanna. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao, sono Massimo da Varese. Ciao Massimo, benvenuto in diretta. Grazie, è un po' che non chiamo, adesso ho ripreso l'attività telefonica. Bravo, fatto bene, te l'ho rimesso la linea. Ecco, sì, non pagavo la bolletta. Io devo dire che sono molto d'accordo con la signora che ha telefonato poco fa da Varese quando dice il contratto di governo, perché i signori 5 Stelle, non appena si parla di TAV o di qualcosa che a loro non va, la prima cosa che fanno e che dicono è: non è nel contratto di governo. Per cui sarebbe il caso di prendere posizione anche noi su questa linea, diciamo. Certo, tu dici, insomma, da questo punto di Ciao. vista dobbiamo attenerci a quello e non lasciarci tirare la giacchetta, ma vedremo come vanno le cose, perché oggi, come vi ho detto, c'è stata questa nuova bufera su Armando Siri, su questa casa comprata a Bresso, che insomma si è aperta un'inchiesta senza ipotesi di reato, ma per andare a capirci di più. Salvini ha già replicato, ha detto, eccolo qua, alle 16:36, Salvini ha detto Siri viene insomma, si controlla se ha fatto un mutuo. Se ha fatto un mutuo lo hanno fatto anche milioni di italiani, insomma non è reato fare un mutuo. Diciamo che più che nel merito è la tempestività con cui Salvini anche oggi difende pubblicamente Armando Siri che ci fa capire o pensare o immaginare che non dovrebbe essere troppo disposto a cedere il punto, nonostante una pressione mediatica molto molto forte, anche politica, al punto che il premier Conte ha chiesto a Siri pubblicamente di dimettersi. Ma prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, Marta, ciao. sono Silvana da Torino. Ciao provincia Silvana, di Torino. benvenuta.
sono d'accordo con quelli che hanno parlato prima di me, gli argomenti sono proprio quelli che volevo dire, però una cosa in più. Vai. Per Armando Siri. Allora, non è lui che ha inventato la track pass? Sì, lui l'ha portata come argomento in Italia, sì. Ecco, comunque lui è lui che l'ha presentata, credo che sia dentro questa cosa, no? Sì. Che sia una sua creatura. Non è che vogliono fermare lui per fermare questa? Tu dici che può essere una cosa veramente... perché cercano di mettere i bastoni nelle ruote, come noi abbiamo sempre gente intorno, che anche dei nostri alleati, come Fini prima, come Casini, come Follini, tutti quanti Conini, e ci hanno sempre rovinato noi facevamo le proposte e venivano bocciate dagli alleati. Sì. E questa, insomma, tu dici è una ripetizione in salsa. Non è che questi ha preso questo andazzo, se fanno fuori lui dice forse fermiamo la flat tax. Ho capito, potrebbe esserci anche questo, insomma, interessi convergenti più o meno. Grazie, poi spinti Marco. Dall'inerzia o più o meno spinti da una logica, no? Da cospirazione. Non lo sapremo nemmeno nei prossimi 30 secondi perché facciamo una pausa, ma quando torniamo avremo ancora circa 15 minuti insieme, sempre di filo diretto. Dopo non perdetevi quello che viene dopo Rebelot, perché ci sarà un interessantissimo e freschissimo intervento a Pordenone di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Va ora in onda la rassegna stampa di Giulio Cainarca, direttore. Mi raccomando, diciamoglielo tutti, perché c'è Giulio Cainarca, non telefonate quando torna Giulio c'è. Non è mai andato via. E tutte le mattine dalle 7:30 alle 9:30. Però Pinti non parla. Mai, non parlo mai. E se per caso ci sono io, non telefonate per chiedere quando torna Cainarca, avete capito? Perché ho preso il pullman alle 5 per venire da voi. Sulla notizia, storica trasmissione condotta da Matteo Salvini. Ma perché non vi rassegnate? Perché andiamo avanti a fare moschee, fare tutto, facciamo tutto cosa vogliamo. E la conduce Giulio Cainarca dalle 9:30 alle 10:30. Sei un lecchino, Antonio, smettila di dire la conduce Giulio Cainarca, lo sanno, è il direttore. Avete detto tutto voi. È una trasmissione dove potete telefonare, whatsappare, smsare, tutto quello che volete. Solo pagati, buona mattinata a tutti. Onda Libera. Per l'Antonio, Onda Libera, la trasmissione condotta da Antonio Verna. La storica trasmissione di Antonio Verna su Radio Padania, Onda Libera, chi non la conosce? Ah, è bellissima, che tempi, quando Antonio Verna conduceva nel 73 Onda Libera, baby. Ma che nel 73, oggi insieme sia quell'altro, come si chiama? Giulio Cainarca. Alle 10:40, alle 10:40, sì. 10:40 del mattino. Fino a mezzogiorno. Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà, dalle 14 alle 16. Bidi bodi, buppa parappa, bidi bodi, yeppa parappa. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex! Ciao Giovanna! La trasmissione Rebelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Il riverente potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Dura minga. Il Dura minga nel disco della settimana, sì. Il
punto politico di Pierluigi Pellegrin, un bicchierino di grappa davanti al camino. Dalle 19 alle 21 ogni pomeriggio. I genetriaci, mai più senza, e tutto quello che ogni giorno riempie la fucina dei giornali. Pierluigi Pellegrin. Mi avete fatto vivere vibrazioni uterine, vi ringrazio con tutto il cuore e dal profondo. Allora adesso ti faccio arrabbiare. Tu. Questo me lo togliete di mezzo. Siamo nati facendo filo diretto con tutti voi. Pronto, sono Enrico da Vimodrone. Io mi sono rotto le balle di questa situazione. Fai cadere la... Maria, toccatemi Yocco, volevo sapere a che ora... La specialità della casa. Gli ascoltatori in prima linea. Senza filtri né censura. Sono Giacomo da Brescia, ho scoperto una connessione tra il Bindenberg e il prosciutto crudo. RPL, la rivoluzione è appena iniziata. E rieccoci in diretta. Tanti temi. Sul Corriere sta prendendo sempre più piede la polemica sul Salone del Libro, dove Chiara Giannini ha fatto un libro che al centro ha un'intervista molto corposa, 100 domande a Matteo Salvini. Poi questo libro si compone anche di altro, di reazioni, di analisi su chi è Matteo Salvini, di interviste a chi lo critica, a chi lo elogia. In mezzo però c'è il mostro, c'è Matteo Salvini, e la nostra Chiara Giannini ha anche osato pubblicare con un editore, Altaforte, che è un editore il cui proprietario è un dirigente di Casa Pound, quindi non può pubblicare. Non può fare il suo lavoro, ovviamente, perché se sei di Casa Pound non puoi fare il tuo lavoro, questo perché sei un fascista. E quindi io sono un po' d'accordo, no? Questa cosa, cioè, a livello di giustizia karmica è giusto che chi si professa fascista subisca il fascismo. Secondo me va bene, cioè fa bene alla loro salute psichica, da questo punto di vista, perché gente che sogna il fascismo, comunque rimpiange il fascismo, se subisce un po' di censura, un po' di squadrismo anche mediatico, ovviamente, di questo tipo, va bene, secondo me, fa bene alla loro salute psichica. Ma purtroppo non siamo i loro psicanalisti e noi non dobbiamo leggere così le notizie, ma il loro paradosso è sotto gli occhi di tutti. Insomma, devo dire che anche l'editore ci ha messo del suo, perché oggi si è voluto buttare in questa polemica dicendo l'antifascismo è il vero male del paese, lo ha detto 16 minuti fa e sta esplodendo. Il Salone del Libro di Torino sta di fatto esplodendo. Lampi non andrà, Zero Calcare non va, la Murgia invece ci va, Saviano deve ancora decidere, quell'altro dice ma mi si nota più se vado, se non vado. Insomma, bailam letterario per questo caso letterario che mi permetto di ricondurre a ragione mentre aspetto le vostre telefonate. Altaforte, potete andare a vedere sul sito proprio dell'edizione, è una casa editrice che ha pubblicato ad esempio il libro di Borgonovo, il giornalista della Verità, che pubblica libri che hanno le prefazioni di tante persone che sentiamo qua in radio e che non possono, credo, essere sospettati di fascismo, ad esempio Gianandrea Gaiani, per dirne uno, ma ce ne sono altri, Claudio Risè, che spesso è ospite di Pierluigi Pellegrini. Insomma, l'area sovranista, compresa dal leghismo prima maniera e quindi dalle riserve indiane, dove peraltro abito dell'indipendentismo, fino alle ultime propaggini dei profughi della destra sociale di Alleanza Nazionale, ecco, in questo gigantesco continente ideologico ci sono anche persone che sono vicine a Casa Pound. L'area è un concetto che va preso così, l'area sovranista è quella che cerca di rappresentare Altaforte, con anche qualche titolo storico sul fascismo, cosa che non dovrebbe essere illegale, però andatela a vedere. Insomma, una casa editrice normale che pubblica libri normali come questo di Chiara Giannini, che ha una prefazione di Belpietro, per dire, insomma, un direttore di un giornale normale, insomma, non di un foglio clandestino di Ordine Nuovo, ma vabbè, tanto basta per fare casino. Non è che al Salone del Libro ci guadagna con queste defezioni, si chiede Claudio. Sicuramente il libro di Chiara Giannini ha vinto un terno al lotto, perché questo
questa polemica sarà la miglior campagna per la sua promozione. Poi abbiamo altri ascoltatori che parlano di questo, ad esempio gli Anonymous: le polemiche per l'editore di Casa Pound sono veramente infime, nessuno dei compagni si è mai vergognato di aver pubblicato qualcosa col bombarolo Feltrinelli. Ora sì, in effetti, Gian Giacomo, lunga gioia a te che ci ascolti dall'alto dei tralicci dei cieli, però ecco, Feltrinelli non era esattamente un moderato, sarete un po' tutti d'accordo con me. Gian Giacomo Feltrinelli, che ha fondato la Fede, non era proprio, diciamo, moderatissimo, però va bene, perché signori, dobbiamo anche noi diventare binari, cioè se tu dici di essere antifascista, ok, poi sei antifascista e non hai problemi. Se non dici espressamente, devi dirlo espressamente sempre, quando prendi un caffè: salve, sono antifascista, sì, prego, un caffè, ecco. Allora, se non lo dici, forse sei fascista, quindi già ti guardiamo con sospetto. E se poi una volta hai salutato uno che addirittura dice che lo è davvero e magari di casa, buonanotte, va a finire male. Ciao Graziella, tra gli altri che ci scrivono e altri che ricordano: ma perché il mutuo di Siri sì e quello di Renzi no? C'è anche chi la butta in burletta. Operazione Verità, vogliamo un reality con la vita di Armando Siri. In effetti, cosa fa quando non lavora? Prendiamo una telefonata. Pronto? Eccolo qua. Eccolo Manzoni, eccolo, allora, dalla senti, Spagna. Guarda, mi è piaciuto quello su Feltrinelli. Ah sì, è l'Anonymous, è il mio autore. Feltrinelli, cazzo, era illuminato, nel senso che si è beccato 400.000 volte sotto tralicci. Non era un moderato, no? Diciamo, no, cioè, non era moderato, era proprio illuminato, cazzo, è diventato una più della Madonna, come la lanterna di Genova. Poi lì non si sa com'è andata, perché insomma sì, però non era, ecco, anche Renato Curcio racconta le prime riunioni prima di fondare le BR le facevano con Feltrinelli. Dei cieli di Segrate, c'è stato un lampo di luce quella sera. Comunque, vedi così. No, senti un'altra cosa, per quanto riguarda il Salone del Libro, sì. Allora ci sono i booming che dicono, la casa dice booming che dice che non va perché c'è Altaforte, no? Sì. Allora in inglese booming al Salone del Libro, che cazzo ce ne frega? Ma come sono bellissime polemiche, Ma che cazzo ce ne sono frega? polemiche bellissime. Dai, ma per favore Piti, per favore, meravigliose polemiche, ma no, e delle ampi che non più vai avanti così Manzoni, più ne parleremo per tutta la settimana. Io voglio il Salone del Fumetto, voglio il numero 1. Ci sono anche i fumetti al Salone del Libro, a meno che non ci sia una defezione. Ormai c'è solo lo stand di Altaforte al Salone del Libro di Torino. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Il silenzio è il grido più forte. Poi sempre saluto gli Anonymous, mandano un messaggio critico verso Greta Thunberg. Sapete che questa però è la trasmissione che è amica di Greta Thunberg. Se volete mandare invece messaggi critici su Greta Thunberg lo potete fare a partire dalle 19, quando inizia la trasmissione di Pierluigi Pellegrin. Ci siamo divisi così le competenze tra di noi. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Ciao Marco, sono ti ho riconosciuto, basta, hai smesso di lavorare? No, stavo ascoltando, volevo farti una domanda, se ne sai qualcosa, ma tra quelli che rinunciano c'è anche quel famoso premio letterario che si augurava la mostra di un bambino sulla non ha ancora nave, parlato Albinati, non ha ancora parlato. Allora ascolteremo in doveroso silenzio le cazzate che dice quello. Quando le dirà lo ascolteremo, dici. Volevo salutare Manzoni e dire che sono al 2500% d'accordo con lui. Ecco, ciao. Vedi, bravi. E invece ne parleremo ciao. Per tutta la settimana. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Eccoci. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, benvenuto. Come ti chiami? Sono Mario. Ciao Mario, eccoti qua. Un abbraccio a tutti. Senta, io volevo... posso darti del tuo, gentilmente? Sì, e ci mancherebbe. No, io volevo fare una contestazione alla Lega per troppa superficialità e troppa bontà, nel senso che quando si perdono le elezioni va bene, allora il governo è contro la Lega, ma quando si vincono è sempre contro la Lega. Cioè io vedo che gli avversari quando conquistano la RAI non fanno prigionieri. Io sto sentendo
Rai 1, il telegiornale, quello di massimo ascolto la sera, o GR1, Rai News, per esempio, c'è un'altra, per esempio, perla della TV, che sono un plotone di esecuzione nei confronti della Lega. Cioè la Lega, quando è andata a trattare con i 5 Stelle, va bene, per la TV e cosa, ha fatto un errore madornale di superficialità, abbandonargliele completamente all'ala sinistra dei 5 Stelle, perché io posso capire, diciamo, Salvini è un uomo del futuro, guarda i social, guarda tutte queste cose qui, perfetto, bisogna modernizzare, però bisogna anche tenere conto che il 43% della popolazione, cioè quasi della metà della popolazione, tra cui io, non ha un computer in casa, non ha internet, e la sua informazione la basa solo sulla televisione. Oggi la televisione la guardano gran parte delle persone anziane dai 50 anni in su, non hanno mezzi, va bene, e si informano lì, magari con una preparazione culturale abbastanza bassa, tutto quello che vuole. Non hanno uno smartphone, non hanno niente. E si fanno un'informazione solo lì. Lei capisce, dottore, che il problema è enorme, è stato un errore. Uno guarda la TV la sera, sono degli autentici problemi di esecuzione. Lascio stare la 7 che è diventato un letamaio rosso, ma quello è di un privato. Ma che la TV nazionale sia stata così trascurata dalla Lega per battere tutto sui social, in un paese che è poco internizzato come l'Italia, non è, secondo te, insomma, bisognava fare una controlottizzazione. Grazie al nostro amico, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? È cascata. C'è tempo allora, se volete, allo 0266 20 35 29. C'è chi ci scrive: Marco, guarda che è semplice, per quelli del regime, se non sei d'accordo col PD o chi per esso, sei nazista, fascista, mafioso e corrotto. E ancora abbiamo Stefano Del Brembo, e ancora abbiamo un altro amico da salutare che però non si firma mai, ma noi lo salutiamo. No, è Matteo da Gussago. Ciao Matteo da Gussago, che dice che purtroppo, malgrado noi, la nostra sigla delle trasmissioni con Armando Siri, è caduto giù l'Armando, è stata purtroppo profetica. Vedremo, mai dire mai, insomma, vedremo mercoledì che cosa succede al Consiglio dei Ministri o prima di quella data. Certamente la campagna elettorale e tutti gli annessi e connessi si stanno assolutamente surriscaldando, vedremo come andrà a finire tutta questa vicenda. Se volete potete approfittare per le ultimissime telefonate, proprio le ultime, abbiamo 3 minuti, quindi se avete qualcosa da dire lo potete fare allo 02 66 20 35 29. Le linee sono aperte, sono libere. Piangono un po' quando non chiamate, e quando mancano 3 minuti e non chiamate restano un po' lì e dicono vabbè, ecco, ci sono dei minuti, forse è vero che non ci ascolta nessuno. Sono i momenti in cui dici ma pensa che silenzio, però anche se non volete chiamare non vi preoccupate, io un po' che non la dico questa cosa, perché purtroppo questa radio è talmente morta che continuate a chiamare, però quello che dico in queste pause della vostra marea di loquela sono queste parole: non temete, se volete chiamare chiamate, altrimenti l'unico qui che ha l'obbligo di secernere suoni sono io, come radio. 2 chiamate poi ma com'è stato possibile 2 chiamate se prima erano 0? Tu lì fai dei giochi strani, tu c'hai gli occhi falsi, come diceva Zucchero. Pronto? Sono io? Sei tu, come ti chiami? Sì, ecco, ma senti un attimo, sì, ciao. Dalla provincia di Monza. Eccoti. Senti un attimo, tu che sei un ragazzo sveglio, ma mi spieghi perché tutti odiano, tantissimi continuano a menare il torrone con sto Casa Pound, ma perché se è così brutto, se è così non la chiudono, cioè non la eliminano. Quello che mi chiedo non lo so io, sembra che questi qui di Casa Pound siano il male assoluto, ma non mi pare. Per un'opinione storica. Ho capito, ma se è una cosa così brutta, così trascendente, cioè voglio dire sì. Che mettono in piedi tutte ste menate qui per il libro, di qui, di su, di giù, ma perché non la chiudete? Poi ripeto, il libro ha la prefazione di Maurizio Belpietro, che non è esattamente un pericoloso estremista, mi sembra, però vabbè. Cioè voglio dire, ma basta con sto fascismo, sarà mica poi così brutto, lasciamelo dire. Ciao, grazie mille. Perché poi guardate che la reazione diventa questa, a demonizzare ciò che non è diavolo,
telefono, uno dice vabbè, allora a sto punto. Un saluto anche ad Anna Maria che dice: ma i precedenti di Siri, patteggiamento, non contano? Grazie per la risposta. I precedenti di Siri, quel patteggiamento per bancarotta, era una delle cose che si sapevano al momento della sua candidatura. Certo, è un patteggiamento che probabilmente, entrando nel merito, non è stato considerato particolarmente grave. Anche qui, come sapete, sono un po' in imbarazzo perché sono legato da un'amicizia personale. A quel che so io è stata un'azienda che è un'avventura imprenditoriale che, se non ricordo male, non voglio far casino, riguardava il tessile, insomma, gli era andata male e a un certo punto non aveva più soldi da dare, e questa cosa per l'ordinamento giuridico italiano può essere un problema. Io l'ho capita così, però se volete facciamo anche noi uno speciale su queste cose. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Eccoti. Sì, ciao, buonasera, sono Anna. Ciao Anna. Ciao Anna. Ascolta, intanto volevo farti i complimenti, è da tempo che volevo chiamare per farti i complimenti perché sei bravissimo. Ecco perché non ti passa in diretta Carnelli, adesso si spiega tutto. No, non gliel'ho mica detto. Beh, a parte che è bravo anche lui, parla meno, ma lavora ancora di meno, pensa. Ascolta, no, volevo solo chiamare perché eravate così un po' in pausa, più che altro, a parte i complimenti, sono d'accordo col signore che ha chiamato prima, mi scuso, non ricordo il nome, che parlava in merito non dico di lottizzare la Rai Nuova,